una cosa, e poi ci devi prendere la cannilla, no? Sta cannilla era lunga tanta, o tempo che devi squagliavo tutta parte, si riducevo tanto, sta cannilla, signore, c'è la candela, non ce la come, non ce la levano, sta robetto più cutta di Dio, ti giuro, una cosa pazzesca, piccolissima, ma non ti offendi, vero Roberto? Ricordati, nella botte piccola ci sta il vino buono, e l'imbriacata di via, ma la facessi, Roberto, l'imbriacata di via, Roberto, ma la facessi, a gira squaglia, la papera non galleggia e siamo persi avanti, quanti chilometri ci mettono ora. Stava dicendo, fatto sta, pensiamo tutte cose, parino fece la messa, ci stava cascando la piccina dentro il fondo battesimale. Stava annando, meno male che la piccinetta io fui previgente e ci mise la maschera con tubo, perché meno male. La vicina no, per davvero, cose giuste, io ci mise la maschera e il tubo, perché una volta mi succedeva una mattina, una piccina stava annando, un parino, questi patti pazzeschi, la pigliavo le pene, la calavo così, a uso che stava calando un buco dall'acqua a triboto, capite? Così. Cioè, la piccina io previgente, ci sempre figlia femmina, cioè io mi a cattare la mano, cioè che te è bella una maschera, che sta tutta così, un tubo, con tutto il baccaglio, non ci misi i pinni perché la teneva le pene, no? E la piccina calava così, tre botte dall'acqua, là, uso che fosse fino a chiorizzo, 1, 2 e 3. La calava così la piccina e ci stava andando, perché ci votavo quando battesimale io pacchia a pallo, che era una istenna tanta. O parino stava cascando in istenna, io magari a pessaid, perché a pacchia la piccina in dottoni e ci ho asciugato la testa, sapete che si ci asciuga la testa, no? Perciò, però io mi buttai magari un fono, per non confuavo, ci asciugavo la piccina tutta con fono, ci vicino, ci calai un casco da testa perché la piccina voglio avere abbassata. Perché un'altra piccina battiamo subito appena nascevo, 11 anni alla piccina. No, io ci tengo da sti cose, a cucchiamo i soldi per reali, cose, dopo 11 anni la battiamo, la piccina finalmente, perché i bambini vanno battezzati subito, a me ringrazia di Dio. No, non esiste, no, ma io telefono mio? Come? La prossima settimana mi ridà, ma picciridda. Gentili sportivi, ben ritrovati all'appuntamento calcistico di Tutto il Calcio minuto per minuto. Facciamo un rapido collegamento con Bruno Pizzolo per seguire attentamente alcune fasi della partita Lecco-Benfica. Amici sportivi, buonasera dallo stadio Ben De Godi. Siamo arrivati precisamente al minuto 69, ancora invariato il punteggio sullo 0-0. In questo momento piglia la palla Angulu, la passa Mignot, Benfica sottotono. Non riescono i giocatori di casa ad amministrare l'affondo. Recupera bene il pallone Okaka. Ancora Okaka. Trova la collaborazione su Merdovic. Ancora su Kakà. Si accascia una cacata. E ne ha la meglio Strunzo. Attenzione, deve intervenire dalla San Paolo di Napoli Tonino Raffa, che deve intervenire per comunicare che i partenopei sono passati in vantaggio con il gol di Hamsik. Atalanta 0, Napoli 1, linea Bruno. Immobile, non riesce ad approfittare del disimpegno di Motta. Ne approfitta Sucala. Muto. Brutto fallaccio di Nangulam. Pjanic sul punto di battuta quando il signor Tagliavento decreta il calcio di punizione dal limite. E come disse il collega Sandro Ciotti, grazie della cortese attenzione, linea allo studio. Me nano, pigliavo sta pomata che usava, me macce, come ci ha messo Uito di chi era calato? Dalla regia inquadramo il dito. Uito di chi era calato? A me nanno che aveva 70 anni, ci fece malo pensiero, cominciava a storiare, dice, ma sento, oh nonno, dice, che fai? Dice, Maruni, sta pomata, che domani mattina no comodino ti faccio trovare 5.000 lire? Certo, c'è se nonno, perché dilla? In domani mattina ho messo sì. Ne trovai 55.000 lire.
Nonno, ci disse su assai, su 55. Se no i 50 ci ti mandavo tua nanna. Le nonne, meravigliose le nonne. Poi invece c'è sempre la camoria del matrimonio, l'ho sempre raccontato questa cosa, che io non mi sono mai sposato. E c'è stato sempre questa cosa, perché non ti mariti, e quando ti mariti, perché non ti mariti, e quando ti mariti, perché non ti mariti, e quando non ti mariti si maritavano i cucini, quando ti mariti, io a poi seguire, e quando ti mariti, e poi seguire, il zio, e quando ti mariti, e quando ti mariti, e il suo funerale ci diceva, la prossima volta tocca a te, non muori solo più quando ti mariti. Però una volta ero con un mio amico, stavamo chiacchierando, eravamo a mare, con chiacchierare, sai, del piede del meno, dice, finalmente mi sposi il 26 agosto. Dice, sì, io l'8. Dice, ma l'8 quando? L'8 settembre? No, dice, quando? L'8 dicembre? No, l'8 aprile? No, io l'8 per non mi maritare! Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta.